Io chiedo scusa perché ho detto dal, invece è del, ma insomma, spero mi voglia perdonare, cercherò di imparare. Sì, beh, lo fanno tutti, quindi non è un problema. È tipico? È tipico, assolutamente. Beh, No, ci tengo alla E no, perché... ma ci mancherebbe altro, il cognome giusto. Cioè, se uno mi dice più avanti, rimarrà. non tanto per... sì, più che altro perché la E è originaria del Friuli, dove io sono nato, e la Dal invece è originaria di Belluno o Vicenza. Comunque, insomma, siamo sempre... Beh, nato dove è? A Budoia, che è provincia io sono nato in provincia di Udine, adesso è provincia di Pordenone. Comunque sono nato nel Friuli Veneto, quindi insomma... Sa molto di Veneto? Sì. Prima il Veneto e il partito? Prima il Veneto punto, per la precisione. Il Veneto punto. Punto. Basta. Perché punto? Perché poi non c'è più nulla. No, un attimo. Prima il Veneto e basta. Ah, sì, cioè, io ho detto partito, no, non posso dire partito. Sì. Ma il punto non c'è nella dicitura. Certamente che Nel sì. marchio depositato c'è il punto? Assolutamente, noi siamo nati con atto notarile, noi siamo una Prima il Veneto, punto. Noi siamo un'associazione a rilevanza partitica, quindi siamo un partito vero, composto da, così magari lo spiego un po', per fare un partito ci vuole un presidente, un segretario e un tesoriere. Noi siamo nati con atto notarile e la nostra ragione sociale è prima il Veneto, punto. Allora, tra l'altro non so se sia un vostro sostenitore, su una delle mie pagine Facebook, l'ho vista adesso, andiamoci un secondo, qui dove c'era un venetista in studio che avevo l'altro giorno, vedo, sì. E mi ha postato Luca Zecchini, Sì. un suo appuntamento. Lei sarà... proprio no, l'ha fatto per oggi, che bravo, carino. Sì. Gentile, lo ringrazio per averlo costruito, mi fa molto piacere. Grazie da parte nostra. Ho combinato qualche danno. La domanda che volevo fare è questa: se io dico prima il Veneto alle persone, il mio computer ha deciso di fare le bizze, secondo lei riconoscono il... Allora, noi siamo nati 3 anni fa, il 25 gennaio del 13, o del 14, non ricordo neanche più, 3-4 anni fa. Noi siamo presenti nella provincia di Venezia, siamo presenti nel Veneto orientale, quelle che altri chiamano Veneto orientale, siamo presenti in provincia di Padova, siamo presenti in provincia di Vicenza, in provincia di Treviso anche, abbiamo una sezione... Io ho fatto vedere, prima ho fatto questo, io ho vari profili, ho fatto già leggere dei commenti. Io ho detto, se dico prima il Veneto, a voi cosa viene in mente? Manca il punto. Forse da battuta. Vabbè, no, io l'ho letto anche un po'. Andrea mi dice giusto. Certo, Giulio bravo. Polentoni, Nadia, orgogliosa d'essere una polentona, con la P maiuscola. Certo. Alvise, le attuali dinamiche economiche mettono a soqquadro i vecchi confini istituzionali, poi c'è questo hashtag sempre avanti. Questo aprirebbe un ragionamento che eventualmente dopo possiamo fare. Rossella, sempre prima del Veneto, poi Alvise chiede però prima di chi. Ad Anita viene in mente Lega Nord. A Cristiano il secondo chi? E a Lombardia? Maurizio Crovato, che saluto, consigliere di maggioranza a Caparsetti, come produzione vinicola. A Maurizio piace sempre scherzare un po' e smitizzare. Vi conoscete? Cioè moltissimo. Da. Giuseppe Zaia, Nadia, mi vengono in mente tutti gli imprenditori suicidi di questi anni, persone che hanno dato la vita abbattuti dalle istituzioni. E poi gli extracomunitari. Tiziano, Lega Nord Zaia, Filippo, uno spot elettorale qualche anno fa, Domaroni, che ripeterà senza nessun riscontro. Non ce l'hanno con noi. Vino, Marta Giannini, io mi sento italiana, ci sta, nessuno è perfetto, c'è anche l'ironia di chi gli risponde molto simpatico, insomma. Ma noi non siamo, voglio dire, anticipo. Se scherzano così sono simpatici. Noi non siamo contro, siamo per. Io sono sempre stato per nella mia vita, ho un passato ultra ventennale in un altro movimento, dal quale siamo stati scacciati perché diventati troppo importanti, poi se avrò occasione dirò 2 o 3 cosine. Voglio dire che pagare tasse per Stefano, è curioso come questa frase aveva riscosso questa quantità di... Ti faccio ridere Luisa, il programma dei pacchi, e non ho capito perché. Enrico Pellegrini, prima De Longhi, Zonin, Cipriani, Benettone, poi Marchionne, Stefano azzecca movimento politico, c'è anche chi lo sa, chi ci conosce. E chi lo sa, voglio dire, io volevo vedere quanti ci arrivavano. Certo. Ma dai, che Vincini Magnagatti, Rovigotti tutti matti e noi con quelli Bassani imbriagoni, non capisco bene.
Luca Fantò dice: in buona compagnia mi mette Mac di Cristiano Allam, che ho sentito proprio ieri, ho sentito, e che spero in aprile sarà qui in trasmissione. Non so perché vi mettono insieme, gli è simpatico? Ma è un uomo coraggioso sicuramente, è un uomo coraggioso, che ha il coraggio delle sue idee in un momento un po' particolare comunque. Maria Luisa, sempre pronta ad aiutare? Forse sì, i Veneti, effettivamente. Sì, noi siamo il popolo che più è impegnato nel volontariato, insomma, è più impegnato nella donazione di organi, il più impegnato nella donazione di sangue. Poi si passa per avidi, si passa per gente non colta. In realtà siamo la regione migliore in tantissime cose. Poi appunto Cesare, una balla colossale di tanti politici. Non la nostra? Tommaso, Stato. Le piace? Molto. Un altro, Davide, Mi piace di più Nazione però. che lo dice in maniera ironica, a far sacrifici per l'invasore. Claudio, mi viene in mente tutto tranne che la Lega Nord, tranne che l'azione populismo, tranne che, insomma, viva San Marco. Padre Rondato, mi viene in mente lo slogan elettorale di un noto governatore del Veneto, perché c'è la satira politica, che la farsa stia con voi, balle spaziali. Dai, carini, sono Sì, sì, no, vai, sì. Hanno fantasia, Anna, Sara Giusto, Lucio, ecco, Lucio lei penso lo conosco, era qui l'altra mattina. Lucio Gavegato. Beh, lui ci conosce perché abbiamo lavorato anche assieme, siamo incontrati più di una volta assieme a Castelbrando, siamo incontrati più volte, dopo per carità uno dei problemi del Veneto è anche il frantumamento, il frazionamento dei movimenti. Noi l'abbiamo detto più volte in luoghi pubblici e nelle emittenti che noi siamo per unire tutti coloro che condividono. Non è un ex leghista? Io sono un ex leghista. E quindi lei ha diviso. Causa Tosi. Allora, partiamo da qua. No, partiamo col finire. Sì, ce n'è da dire. Gilberto, Ubertutto, Francesca, che sarebbe ora. Barbara, prima il Veneto per cultura, storia e presenza di spirito. Giampiero De Mori, Vin, Stefano, mi viene in mente un mantecato con una felpa e suo compare si riferisce chiaramente a due leghisti di qui. Siccome rischiamo la querela non diciamo i nomi. Assolutamente. Luca Leon Tanco, lo solito spot inutile di altrettanti inutili finti politici. Lorenzo Miotti, se fossi di Milano direi prima Lombardia, Torino, prima Piemonte e così via. Claudia, primi a pagare. E adesso mi dica. Bene, allora possiamo partire partiamo dal mio vissuto. Allora, 20 anni di militanza in un movimento politico, poi a un certo punto, faccio un esempio, il Comune di Venezia aveva ad un certo momento un parlamentare, l'onorevole Calegari, un consigliere regionale, Giovanni Furlanetto, un assessore provinciale al bilancio, che ero io, un consigliere provinciale, avevamo la municipalità del Lido, eravamo presenti in Comune di Venezia con 5... Quando dice questo nome a chi si riferisce? Quando ero di là, 20 anni fa, quando ero di là. E adesso arrivo. Fino a quando di là? Insomma, Pontida del 13. A un certo punto... Di là fino a 4 anni fa? Fino a 4 anni fa, nel senso che avevamo la presidenza dell'Atter, la presidenza dell'ESU, Veneto Agricoltura, eravamo diventati importanti e a un certo punto c'è stato... E adesso non siete più, non lo sono più. Adesso arrivo anche là. A un certo punto qualcuno ha creduto bene di impossessarsi del logo di quel movimento, ha fatto un micro colpo di Stato, ha preso a scusa le manifestazioni di Pontida, perché io sono andato a Pontida con un fischietto a fischiare, che io credo sia nel mio diritto fischiare un mio segretario, come io sono segretario se uno mi fischia non è che mi offenda, anzi semmai mi chiedo perché mi fischia. Io ho un passato di arbitro abbastanza importante, arbitro di calcio, e uno dei premi che mi hanno dato durante la carriera è un fischietto d'oro, similoro. Sono andato a Pontida e ho fischiato. Un patinato. È Princisbecco. Certo, sì. Sono andato a Pontida e ho fischiato col mio fischietto d'oro e sono stato espulso assieme ad altre 34 persone. Tornato a casa, poi siamo andati a Noventa Padovana in aprile dell'anno stesso, e Tosi ha espulso 35 militanti, di vecchi militanti della Lega. Tornato a casa, tutto il gruppo dirigente della Lega veneziana, non espulso, è uscito per coerenza.
Quindi a un certo punto, in un blocco improvvisamente, oltre 500 persone sono uscite contemporaneamente dalla Lega. Con quale ragionamento? Che sono uscite le prime linee, le seconde linee, le terze linee, le quarte linee, le quinte linee. Risultato? Ma in prima linea c'è il telefono. Buongiorno. Pronto? Pronto? Oh, pronto? Buongiorno. No. Buongiorno, io Carlo Dorella, buongiorno che sono ospite. Grazie. Mi sente? Sì. Benissimo. Dunque no, io volevo intervenire riguardo ai selfie. Ai selfie? Allora, volevo fare una proposta un po' provocatoria al suo ospite, che mi sembra aver capito che fa l'insegnante. No, prego. Perché non porta i ragazzi, piuttosto che a fare i selfie che li fanno da soli nelle seminari, a farli davanti a un museo o davanti o dentro un museo, davanti a un monumento, qualcosa di culturale. Direi che lanciamo la moda, facciamoci i selfie di fronte al Palazzo Ducale Venezia. perché ci sta, allora, purtroppo la ringrazio, Bottacci non c'è più, però sono sale nella vita con la faccia. Io faccio il commercialista di mestiere, però siccome voglio invecchiare bene, ho 6 ore di cattedra in un istituto professionale superiore. Ma dai. Sì, perché così non invecchio in studio, non marcisco in studio, ma 3 mattine alla settimana per un paio d'ore vado in istituto al Barbarigo di Venezia, all'alberghiero. Ho una quinta, quindi ragazzi che hanno dai 18 ai 20 anni e così. E allora, cosa dire, questa emulazione e narcisismo giocano con la vita. Ma perché spesso si affronta questo problema a scuola, è che a 18 anni ti credi immortale, a 16 anni ti credi ancora più mortale e emuli un qualche cosa si tende a emulare sempre. Beh, hai visto prima le immagini? Sì, Che abbiamo fatto vedere. Sì, qualcosa ho visto, sì. Io devo dire che sono allucinanti. Ma l'emulazione è sempre stupida, nel senso che non si va mai a emulare un concetto positivo, si va a emulare un qualche cosa che sfida la vita, che sfida, ripeto, a 16 anni si ubriacano. Gli insegnanti possono fare qualcosa? È difficile, perché è difficile che un ragazzo a 16 anni riconosca il ruolo dell'insegnante da questo punto di vista, il ruolo educativo, perché come non riconoscono i genitori, non riconoscono neanche gli insegnanti. Beh, però almeno bisogna provarci come genitori. Ah beh, sicuramente. E bisogna provarci come insegnanti, non è che si possa Mio figlio non ha mai fatto il selfie davanti ai binari, davanti ai treni. Ai ragazzi che posso dire, sì. Non è che non so se ha un figlio quanti anni abbia, anche io direi, neanche mio figlio. Bene. O forse non lo sappiamo. Attenzione. O forse non lo sappiamo. Vabbè, io vivo... No, sì. No, perché purtroppo i genitori sono sempre come il marito che è l'ultimo che si accorge delle corna. Certo. Le figlie sono tutte vergini, le mamme, mia figlia altre, per carità. sempre gli altri. Mia figlia è una brava ragazza. Assolutamente. Poi i bambini nascono, però Certo. i selfie. Allora, comunque supprime il vento, poi devo linea regia, da un altro profilo. Uno dice Zaia, era una sua frase, ho l'impressione. Sì. Prima i Veneti forse, non prima No, il era prima il Veneto, però poi è stata Fabio Grandi, che senza Italia siete una bella ma piccola realtà. Beh, insomma, la banalità, il Belgio ha meno abitanti dell'Olanda, ha meno abitanti però del dice Veneto. una piccola bella realtà. Ah beh, certo. Marco, piccola. Dipende che parte arrivi, Silva, Dio lo benedica, Fabio Grandi con Toscana, Moni Ferrazza, siamo al top in tutto, Mario Stecchia, indipendenza o schiavitù. 2 minuti e torniamo perché adesso c'è la pubblicità.
Del voi. Allora, sì, l'ospite mi sta chiedendo ti posso dare del tuo, io mi sento veramente offeso. Cioè, Perfetto, ci diamo del voi. Ci diamo del loro. Sua santità, un po' di differenza. Assolutamente. Io sono per il riconoscimento di ruoli. Voglio dire, quindi, Cioè. ecco. Allora, Michele Favero, su questa domanda ha fatto vedere prima una truffa politica in bocca a qualcuno, ma anche un movimento di patrioti con Pierangelo Del Zotto e altri patrioti veneti. Sì, quelli che, ripeto, 3 anni fa, 4 anni fa, in 500 e oltre della sola provincia di Venezia sono usciti da quel movimento e hanno fondato un movimento nuovo. Guardi che bravi i miei telespettatori hanno postato anche questo, Luca Zacchini, guarda che bravo è stato. È il nostro candidato a Mira. Ho dei bravi telespettatori che mi hanno... Assolutamente sì. Beh, sono 5 euro dobbiamo farmi un minimo di musigna, un po' di musigna dobbiamo fare. Nel nostro piccolo fa piacere che qualcuno, perché noi abbiamo prima il Veneto Punto sia a livello regionale, cioè nazionale, ma anche a livello comunale. Noi, posso dire che se vado sulla foto, perché effettivamente io devo dire che si impara qualcosa. Allora vedete, è vero, io non l'avevo, lo ammetto. No, ma l'hanno cancellato. Adesso lo vedete. I media l'hanno cancellato perché probabilmente è scomodo. No, ma posso dire, non è facile comunicarlo, lo ammetto. Perché poi se lo scrivi parte la maiuscola e quindi devi tornare indietro e mettere la minuscola, è un problema. Ma perché l'avete messo? Ma perché il punto? Perché, ripeto, allora, intanto noi corriamo, noi siamo prima al Veneto Punto a Venezia, in Veneto, ma anche a Mira. Scusa, posso fare la battuta, ma punto a capo? No, punto e basta. Punto e basta. Punto e basta, cioè tutto il resto è relativo. Punto e virgola. Prima il Veneto, punto. Perché noi abbiamo un decalogo, il primo punto dice indipendenza, unica soluzione, punto, basta. Indipendenza. Poi, il secondo dice la scuola allora diventa veneta, l'economia diventa... Perché non siete insieme indipendenza veneta? Telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Paolo, sono di Treviso. Buongiorno Paolo. Allora, vorrei parlare di un argomento che non è ancora stato toccato, ma penso... Va benissimo, mi dica. Lo toccheremo stamattina lo stesso. Allora, si parla sempre di tutti questi sbarchi, no? Ieri ero un po' incazzato quando il suo ospite ha detto ma dobbiamo trovare il sistema di spalmarli in giro per l'Italia. Ora, questi che sbarcano non sono Nutella per dire che li spalmiamo in tutta l'Italia. Il problema secondo me è quello di sbrigarsi a fare una selezione e di rimandarli indietro, perché se incominciano a vedere che le navi tornano indietro e li scaricano lì, vedrai che poi qualcuno ci pensa 2 volte a pagare il biglietto per arrivare qui, magari anche rischiando di annegare, e poi ti rimandano indietro. Io penso che l'unico deterrente sia solo questo qua, una soluzione rapida per trovare il sistema di rimandare indietro chi non c'entra niente con un essere profugo, ecco, tutto lì. Vorrei che venisse discusso questo problema. Vediamo l'opinione del nostro ospite. Intanto ricordo che sulla questione profughi ieri c'è stato Minnit, ne abbiamo ampiamente parlato a Treviso. Ma vediamo Allora, i problemi si affrontano e si risolvono. Allora, io mi sono chiesto fin dall'inizio, ma queste persone che ipotizziamo che fuggano veramente da una guerra. Una parte fugge. Una parte fugge dalla guerra, il 5%. Qualcuno l'aveva detto, state attenti. Il 5%. Possiamo dirlo. Qualcuno si è preso il petrolio, qualcuno si è preso gli immigrati, no? Perché la guerra in Libia è stata una guerra criminale. Sì, non fatta da qualcuno che si è portato a casa il petrolio. Allora, non si può dire che Gheddafi fosse una santa persona, tutt'altro. Però a quell'epoca i libici erano talmente ricchi che nessun libico lavorava. Sì, erano tutti lavoratori africani, i libici guadagnavano e basta. Sì. Adesso galleggiavano sul petrolio. I libici non stanno così bene. Sono tornati alle tribù, insomma, no? Adesso hanno 7 governi, 14 regioni, ciascuno al suo capo. Voglio dire, questi vengono qua. Allora, come si affronta un problema? Intanto subito si decide chi lo è, chi merita e chi non merita. Lei sarebbe andato a parlare con Minniti se fosse stato sindaco? No, perché è inutile. Quali interessi porta Minniti? Di che partito è Minniti? PD. Ecco, chi era il suo segretario la volta prima, e 2 volte prima, e 3 volte prima, e adesso? Io credo che siamo l'unico paese al mondo che ha avuto 4 primi ministri. No, ministro e Presidente del Consiglio.
Presidente del Consiglio dei Ministri. Segretario o Presidente del Consiglio? Ma qualche volta c'è anche confusione di ruoli. Allora, gli ultimi 4 primi ministri sono... Monti. Letta. Ecco. Stai sereno Enrico? Renzi? Stai sereno Renzi? Gentiloni. Ecco, Gentiloni è chiaro che, insomma... Io sto molto attento a parlare perché non vorrei anche far danni, però fa il paio con un'altra persona, nel senso che uno si parla poco, si muove poco, quell'altro parla ancora meno, si muove ancora meno. Gentiloni è una persona seria, una persona per bene, glielo assicuro. Assolutamente, mi dicono anche che ci assomiglio, quindi questa è la cosa che mi preoccupa. Dicono. Allora, ma massimo rispetto, e tra l'altro è anche nobile, no? Di famiglia. È una brava persona. Vabbè, sì, per carità, ma io delle brave persone non... sì, è importante che uno sia una brava persona, ma deve essere anche capace, perché altrimenti uno è una brava persona ma è un incapace. Che sia una persona per bene. Che sia una persona per bene, per carità. Ma voglio dire, questi immigrati devono venire qua, li si forma, per carità, e dopo li si rimanda a casa a creare un'economia a casa loro, perché Venezia ha 430 ponti. Lei direttore lo saprà perché ha frequentato e frequenta la nostra città. In questo momento, se un telespettatore va a Venezia, fa una passeggiata, ai piedi di ogni ponte, sono abitati. Uno di qua e uno di là, sono abitati da persone diversamente bianche, che chiedono con insistenza col cappello che esce dalla sagoma e ti toccano per avere... Hanno anche quelle cose che lanciano... No, quelli sono, quella è un altro quelli... ecco, qua io aprirei un discorso. E si riparte. Allora io dico sempre quando vedo un turista che poi si avvicina... ci sono anche quelli che lanciano i... Dico sempre ai turisti quando si avvicinano alle schifezzine che dentro è cancerogeno. Ah sì? Il contenuto è cancerogeno. Sì, che se si apre esce una cosa strana. Il meglio invece che vola blu. Allora... no, perché c'è spino anche quelli, Oppure porta i telefonini per il selfie. Sì. Oppure ti portano le valigie. Se piove? Se piove hanno gli ombrelli. Allora, non serve più seguire le previsioni del tempo perché uno va a Venezia la mattina come oggi che era un po' grigia così e capisci subito se vendono selfie, se vendono ombrelli, se vendono poncio impermeabili perché sono attrezzatissimi. Allora, siccome... Posso dire, prego. Chi gli dà quella merce non è dell'Africa. Beh, sappiamo che sono 3 mafie che si sono unite. C'è chi li fabbrica e non sono italiani. Cinesi, costa meno. Ecco, c'è chi li vende e non sono italiani, c'è chi ci guadagna che forse sia italiano. Ma comunque non veneto. Forse no. Però no. Il livello superiore, cioè chi li gestisce, sì, sono, diciamo. Qualche volta viene il dubbio perché io stimo molto il cambio di rotta che la città di Venezia ha avuto in questo momento, serviva, però se io fossi il responsabile della sicurezza, se io fossi l'assessore, dico una cosa abbastanza importante adesso direttore, se io fossi l'assessore alla sicurezza del Comune di Venezia, sai cosa farei io? Andrei i giorni pari in piazza San Marco, i giorni dispari in piazza Ferretto, a camminare su e giù. Costringerei il capo dei vigili a corrermi dietro per la mia incolumità. Costringerei il comandante di carabinieri a corrermi dietro per la mia incolumità. Costringerei il capo... Si sentirebbe in pericolo in piazza San Marco, in piazza Ferretto? Beh, insomma, lei è mai stato in piazza San Marco alle 10 di sera? A proposito di quelli che tirano i razzetti? Beh, sono in pericolo, no? Non mi no, ma voglio dire, siccome è un commercio abusivo, in quanto commercio va tutelato, in quanto abusivo va combattuto. Ma sì, ma retate, portano via gli affarini che costano 10 centesimi all'origine, le schifezzine costano 10 centesimi all'origine. Allora, se io cammino, passeggio su e giù per piazza Ferretto i giorni pari e per piazza San Marco i giorni dispari, disturbo quelli che vendono. Sicuramente. Non vendono più. Allora io mi chiedo perché questa cosa, ma i regolamenti, ma la norma, ma le giunte di sinistra hanno abolito il reato di accattonaggio, Io cammino su e giù per piazza San Marco, costringo qualcuno che deve tutelarmi a starmi dietro, disturbo i commerci illeciti. È una soluzione molto banale. Perché quando io sono stato assessore in provincia, la mia presidente mi ha detto, ragazzi, vi chiedo il tempo pieno. Lei era assessore mentre Sortarla con Mario Della Torre? Al bilancio della con Mario Della Torre. Con Mario Della Torre, che era il mio vicepresidente. Che era qui lunedì mentre Sortarla. Grazie. La mia presidente era Francesca Zaccariotto, il vicepresidente era Mario Della Torre e io ero assessore al bilancio. Tra l'altro
A chi ha scritto che la politica qua, la politica là, faccio presente che io ho fatto per 4 anni e 3 mesi l'assessore, non l'ho fatto per 5 anni perché giustamente qualcuno ha detto o lo mandate a casa o non ti approvo il bilancio, quindi a casa tutti. Quindi la mia Presidente che mi ha sostenuto in un periodo perché diceva sei bravo perché devo mandarlo via, sei bravo. Poi la politica, la cattiva politica si è messa in mezzo e se il 30 settembre non si approva non si approva l'assestamento di bilancio, la ricognizione del bilancio, sto un po' anche arrugginendo, si va a casa commissariati, quindi mi hanno mandato a casa. Però io nella mia casella di rimborsi spese, dopo 4 anni e 3 mesi, avevo 0 lire. Quindi la politica sana esiste ancora. Per carità, io andavo in provincia col mio abbonamento a CTV, perché a Venezia si va, io abitando in isola ero comunque costretto a uscire dall'isola con mezzi miei. Se capitava qualche ospite, il pranzo lo offrivo io perché ritenevo che fosse compreso. Ci sta però che l'ospite possa anche essere Sì, posso ma io ho visto, direttore, quando sono arrivato in provincia, io ho visto rimborsi spese di 80 centesimi dello scontrino del caffè. Allora se lei, direttore, viene a trovarmi in provincia e le offro il caffè, glielo offro. Non metto gli 80 centesimi. Io ho visto anche, non dico dove, non dico dove, pagare le bottiglie per il compleanno da regalare all'amica in una vineria dopo un aperitivo politico che poteva anche esserci pagato con una tessera di un ente. Non è il mio stile. No, don't nel cross nostro stile. the rally lines, non Sì. attraversarle, visto che ne stiamo parlando dei selfie, e c'è Carlo Dorella, ha fatto una serie di fotografie molto carine, vi faccio vedere, guarda questo simpatico San Bernardo, un po' che non ho cani in studio, li farò tornare con un pensierino. Sto ascoltando i politici alla voce del mattino, Carlo sei fantastico, e poi meglio le foto dei selfie, no? Sei la stessa anche dopo, che mi dice... L'espressione non è... non è, è un po' basita. Sì. Allora, caro il mio cucciolotto, lo guardiamo? Ti guardi anche la pubblicità. Vi faccio
Faccio vedere intanto i 10 punti per risollevare il Veneto, che vede come primo punto l'indipendenza, insieme a questo bigliettino sciupato, ma insomma 1866-2006, occupai ma mai vinti. Vi faccio vedere questa foto invece da Facebook. Se vede questa immagine le dà un'impressione positiva o negativa? Sei sincero. Beh, c'è l'arma. L'impatto. L'impatto è negativo perché c'è l'arma. Allora, l'impatto è negativo. Allora, io ve la faccio scorrere. No, rimaniamo pure qua, così la spieghiamo, perché tra le cose che postano i telespettatori ce ne sono alcune che fanno anche riflettere. Ed è questa che viene da Massimo. Queste sono persone che non scappano dalle guerre, anzi si arruolano e combattono per difendere la propria terra. Mosul sarà libera dall'ISIS grazie a questi giovani. Ora vi chiedo di pensare alle differenze che ci sono tra questi ragazzi e gli immigrati che abbiamo in Italia e anche i nostri giovani. Onore a loro, e se un domani Mohammed, che è quello della foto, volesse venire in Italia, sarà un onore per me ospitarlo a casa mia. Questo vuol dire integrazione. E in effetti, una volta spiegata la foto, prende tutto un altro respiro. Come dicevo, io sono nato in Friuli, me ne sono andato a 5 anni per motivi di lavoro di mio padre che faceva il cameriere, ma io sono di radici friulane, come tali il friulano mette al primo punto la propria terra, la propria patria, la propria casa. Non so se Barrett, non so quale sia il nome, sotto questa foto dice: chiunque combatta per il proprio paese e per il suo popolo avrà sempre il mio rispetto. Manlio, un caro amico, in Italia scendono in piazza solo per fare la fila per il nuovo iPhone. Poi c'è un Alberto De Marco che risponde, poi c'è Mario Fino: difendere in armi della propria patria è un dovere di tutti i cittadini, ma difendere dall'oppressore è un privilegio di pochi eroi. Lei diventerebbe disposto a diventare eroe? Parla per me? Sì, sì. Ma per la mia patria sì, direi di sì. Qual è la sua patria? E la mia patria è il Veneto in questo momento. Qui in questo momento? Sì. Perché in questo momento? Potrebbe anche non essere fra una settimana? No, assolutamente no. No, in questo momento, nel senso che non è ancora riconosciuta. Pur non essendo ancora Stato-nazione, è comunque il Veneto la mia patria. Potrebbe diventare, lei pensa che davvero potrà diventare nazione? Allora, faccio un passaggio veloce, direttore. Io ho una visione non politica dell'esplosione dell'Italia, ma ho una visione socio-economica. Allora, io ho letto qualche anno fa un libro. Scusi, c'è una domanda per lei, sotto la sua foto. Sì. Dove ho sbagliato il cognome. Per carità, non è un problema. Chiedo scusa, non volevo sbagliare, ho sbagliato, perché ho messo la A al posto di lei. Forse il primo. Cosa? Io non posso candidarmi perché annullerebbero tutti i miei voti, tutte le mie preferenze, perché sbaglierebbero tutti mettendo la A anziché lei. Io chiedo scusa, proprio sono umiliato del mio errore. Sotto questa foto c'è una domanda per lei, ci torniamo. Vediamo cosa dice. Cosa ne pensa l'ospite dei venti che fanno lavorare a nero? Perché prima si parlava, dice, io so chi sono, non sono venti, però è vero, ci sono dei... Allora, la chiamata in correo, o correo, non l'ho mai capita, secondo me non funziona. Allora, sicuramente c'è questo fenomeno in Veneto, ma è un fenomeno che sicuramente è meno frequente che in altre situazioni. Direi che ogni violazione della legge in questo senso, dovunque sia punita, da chiunque sia punita, assolutamente sì, non è che si giustifichi il lavoro nero perché in Veneto allora siamo veneti, è assolutamente da condannare, è solo che è un fenomeno che qualche volta qua, io insegno sempre, dico ai ragazzi miei, per ogni euro che un dipendente vede in busta paga, al datore di lavoro costa 2,6. Allora, quando il datore di lavoro chiede di fare un'ora di straordinario al dipendente, il dipendente dice: ma io per 8 euro non mi fermo un'ora perché ho la mia famiglia, non mi cambia la vita per 8 euro. Al datore di lavoro questi 8 euro costano 3 volte tanto, che sono 24. A questo punto non è istigazione a delinquere, ma se, voglio dire, uno dice: guarda, te ne do 12, ma magari così anziché colà, si fa contento l'uno e si fa contento l'altro. Sono cose che non si devono fare, però quando poi si è in questo stato, perché ricordo che il Veneto dà ogni anno a Roma 20 miliardi di euro di residuo fiscale attivo e ricordo che l'intero gettito IRAP di tutta Italia è di 40 miliardi, cioè noi ogni anno diamo a Roma, e non tornano indietro, tanti soldi che sono la metà dell'intero gettito IRAP di tutta Italia. È un dato, cioè se io avessi ogni anno 20 miliardi di euro in più sarebbero 4.000 euro a cittadino.
Un veneto con 4.000 euro cosa fa? Ogni 2 o 3 anni si cambia la macchina, fa le vacanze, manda il figlio all'università. Invece ogni anno da 4, in famiglia poi si è in 2, si è in 3, si è in 4, immaginate una famiglia di veneti di 4 persone, 4 per 4 fa 16, ogni anno una famiglia di padre, madre, 2 figli dà a Roma 16.000 euro. Con 16.000 euro ti cambi la macchina, con 16.000 euro mandi all'università i tuoi figli, con 16.000 euro fai una vita migliore, senza pensare che se fossimo indipendenti le tasse sarebbero diverse. Io volevo, direttore, mostrare questo libricino, che poi è un testo universitario scritto da un docente giapponese che lavora in America, negli Stati Uniti, il quale preconizza, alle soglie del 2000, ma si sa che la politica ha tempi molto lunghi, preconizza la fine dello Stato-Nazione. Qual è lo Stato-Nazione? L'Italia, la Francia e la Germania. Perché nasce lo Stato-Nazione? Nasce per difendere i confini, nasce per battere moneta. Francamente io di crisi dello Stato-Nazione in Francia e Germania non vedo traccia. Beh, in Germania no, perché sono federalisti, c'è il federalismo applicato. In Francia sono centralisti, la Francia è Parigi, tutto il resto non conta. Dove c'è disgregazione c'è in Spagna, c'è in Gran Bretagna e c'è in Italia. Sì, allora... Onestamente, perché perfetto. in Spagna c'è la Catalogna perché Facciamo un passo in Gran indietro. Bretagna c'è la Scozia Chi ha deciso i confini 150 anni fa, 200 anni fa? I confini sono stati, spesso se guardiamo in Africa ci sono i confini fatti a 90 gradi. Cioè sì, proprio, la Libia, faccio pensare. Voglio dire, possibile che uno che è nato un metro più in là debba essere completamente diverso da chi è nato un metro più in qua? Perché noi perlomeno abbiamo lo spartiacque qualche volta, anche se non sempre è vero, perché lo spartiacque per esempio con l'Austria non è a San Candido ma è prima. La interrompo, telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Luigi da Sanona. Volevo Buongiorno, dire Luigi. che qua in Veneto tutto è sotto controllo. In Bassa Italia non fa niente, sono altro che fanno solo mani e basta. Allora e noi veneti dobbiamo pagare sempre. Noi ci multano di tutto e là fanno tutto quello che vogliono. Chiudo. Una volta, vediamo cosa ne pensa l'ospite. Sì, concetto semplificato ma vero in sostanza. Antimeridionalista? No, io ho esordito dicendo che io non sono mai stato contro nessuno, io sono a favore. Voglio dire, la prima ferrovia in Italia è la Napoli-Portici, non è certo la Milano-Monza che è stata la seconda. Io ho massimo rispetto per la Sicilia in quanto Stato, in quanto continente, la Costituzione più vecchia, il Parlamento più vecchio ce l'ha la Sicilia. La Campania ha una sua realtà. Io ricollego sempre alla Cecoslovacchia. A un certo punto hanno detto gli slovacchi erano slavi e correvano a una certa velocità. I cechi, cioè i boemi, ricordo che nel 1900 l'industria più importante, pesante delle locomotive era Praga. Quindi due realtà messe politicamente assieme che non avevano nulla da cui condividere, si sono seduti a un tavolo dicendo noi siamo boemi, abbiamo voglia di correre, noi siamo slovacchi, vogliamo correre meno. Ci si separa, io ho visto crescere la Boemia, cioè la Cechia, e ho visto crescere la Slovacchia, più di quanto insieme avrebbero potuto crescere. Allora, Kenichi Ohmae dice la fine dello Stato-Nazione è il sorgere e l'emergere delle economie nazionali, delle economie regionali. Ecco che torniamo alla Catalogna, ecco che torniamo al Veneto, o se volete al Lombardo-Veneto, ecco che torniamo alla Baviera, ecco che torniamo alle realtà regionali, perché non c'è scritto da nessuna parte, cioè la Repubblica Serenissima ha avuto 1100 anni di storia, l'Italia 150, poi dipende se consideriamo il 61 o il 66. Vedevo ieri, ho visto la confezione di un panforte toscano, c'era scritto dal 1832, quindi non è nato in Italia. Quindi, voglio dire, qualcuno ha osservato come l'arte, come la cultura, nei momenti in cui l'Italia era divisa in signorie, divisa c'era la Serenissima, c'era la Lombardia, c'era lo Stato del Vaticano, c'era la Sicilia, c'era la Campania, c'era più fervore politico, più fervore culturale, più fervore artistico di quanto ce ne sia oggi. Io se mi guardo intorno, io non riesco a distinguere uno stile architettonico degli anni 60 se non i condomini.
Negli anni 30, per carità, però almeno dice c'era lo stile razionalista. Beh, l'architettura fascista ha un suo stile, certo, sicuramente. Voglio dire, la chiamano razionalista, la chiamano, per non chiamarla fascista. Però guardo la stazione di Firenze, guardo tutti gli uffici postali, guardo la città di Littoria, che poi è stata latina, Littoria quando è sorta, poi latina adesso. Guardo a Rovigo, gli uffici pubblici, le poste. C'è un'architettura tipica, no? Che è quella con i mattoncini rossi a vista, eccetera, eccetera. Se io penso agli anni 60, agli anni 50, penso ai condomini, i famosi condomini dei geometri, senza offesa per i geometri. Con le belle pistrelline, più disegnini. Sì, contenitori, insomma, fatti anche a... Tristi, eh? Contenitori, aggregazione Veneta, glielo faccio vedere, è un contenitore, cos'è? Che me lo posta Loris Palmerini per parlare di... Ma dicevo... La conosce? No, dicevo una cosa, noi ci siamo incontrati a... Noi chi? Tutti i movimenti dipendentisti, a un certo Mi dica punto... chi c'era? Allora c'eravamo noi, c'era Indipendenza Veneta e poi c'era una marea di sigle che in questo... C'era Chiavegato, c'era Comencini, eravamo a Castelbrando ospiti... Quindi qui nel Trevigiano? Ospiti del patron che adesso fa l'assessore a Roma al bilancio. No? C'è stato un momento di aggregazione, un momento di crescita, sembrava che potesse nascere la scintilla del coinvolgimento totale. Poi però, anche in altre situazioni, abbiamo scoperto che ci sono gruppi, noi siamo migliaia di iscritti, ci sono gruppi fatti da marito, moglie e cugino. No? Quando si andava alle riunioni, io mandavo i nostri referenti, sti gruppi si presentavano, qualcuno diceva io alle spalle ho 500 persone, io alle spalle ho 100 persone, qualcuno diceva noi siamo finora in 3 iscritti. Allora, purtroppo l'indole del Veneto è quella dell'individualismo. Loris Palmerini penso lei lo conosca. Ma in questo momento sono in difficoltà, non so se la diretta, proviamo ad aprire, vediamo un po'. Poi si commenti, fra l'altro, sempre sul significato di prima Veneto, presa in giro, patria, indipendenza subito. Prima gli italiani, il Veneto è Italia. No, perché voglio dire, la storia... Allora, la storia... Il Veneto non è Italia. Allora, quando cade un regime, la prima cosa che fanno, lo sa direttore qual è? Lei lo sa meglio di me forse, ristampano i libri di storia. Loris Palmerini questo, gli dice niente? La galassia è talmente grande che... Mi scuso con Loris. Siete troppo frazionati. No, noi ho già avuto occasione di dire più volte. No, pubblicità. Se no non si mangia. Rapidamente riguardiamo le pagine Finegi, il mattino con Bagnoli, chiudere il campo, Minniti incontra i sindaci e la donna aggredita. Spostandoci sulla tribuna, profughi, lab alleggerito e tagliati 70 posti alla Serena, e al veneziano del Zotto, i vaporiti nei piani FS, ferrovie ammesse la gara per il 10% delle linee in laguna. Va bene così? Concettualmente sono contro ogni monopolio,
Quindi se questo crea concorrenza, se questo crea miglioramento del servizio, solo capiamoci però se parliamo di trasporto pubblico locale o di trasporto turistico locale, che sono due cose diverse, come ho già avuto occasione di dire. È possibile scinderli? Fra poco non servirà più perché i veneziani spariranno, quindi sarà soltanto trasporto turistico lagunare. Ormai sono 50.000, l'età media è 67-68. Perché Venezia, come tutti i centri peraltro, è poco attrattiva? Allora, per due motivi fondamentali. Primo perché è stata governata per 35 anni dalla sinistra e ricordo che l'uscita degli abitanti da Venezia è cominciata negli anni 70 e in realtà è cominciata nel 66 con l'Acqua Grande, quando tutti i piano terra sono diventati inabitabili e la gente è andata a vivere a Mestre, è andata a vivere a Spinea, è andata a vivere a Mira. Sì. Quindi oggi C'è stato un motivo storico, no? L'Acqua Alta, l'Acqua Grande, quella del 66, del 4 novembre. Poi c'è stato un momento in cui si sono fatte delle scelte che hanno privilegiato il turismo, che hanno privilegiato certi interessi. Peggio Cacciari o peggio Orsoni? Possono rispondere? No. Non stimo nessuno di tre, soprattutto a me dà fastidio, direttore, quando dicono sai molto bravo. A me è capitato una volta... Con loro si è creata questa vicenda Veritas, tra l'altro. Allora, vado a un incontro con dei docenti di Parma, andiamo a mangiare la pizza fuori a pranzo e mi dicono voi avete, parlo di 15 anni fa, 20 anni fa, voi avete Cacciari che è bravo. Ho detto scusate, ditemi che è bello, che è brutto, che è alto, che è basso, che è magro, ma come fai a dire che è bravo? Lo dicono tutti. Allora uno diventa bravo perché tutti dicono che è bravo. In realtà, voglio dire, qualche problemino di bilancio l'hanno creato. Venezia ha 800 milioni di debiti. Brugnaro lo sa bene. Io ho trovato la provincia di Venezia che è più grande dal punto di vista gerarchico, ma più piccola dal punto di vista, come dire, gestionale. E io ho trovato una situazione imbarazzante. Io ho trovato campagne... Però Zaccheriotto ha lasciato una provincia inattiva. Sì, grazie, voglio dire, l'assessore al bilancio ero io, l'azione la facevo io, ma poi uno si chiede, poi il discorso che potrei fare a Zaia, ma ha un senso? Cosa? Essere virtuosi? No, mi riallaccio all'ultima telefonata del signore, ha senso essere virtuosi? Non conviene mica, Io una volta dissi in un incontro pubblico al governatore, che poi me l'ha rubata, la battuta, dissi, ci sono due ragazzi, uno a 2 in matematica, uno a 8, ok? Tu col taglio lineare imponi a tutti e due di prendere un voto in più. Quello che ha 2 in matematica apre il libro al pomeriggio, fa così, guarda l'indice e il giorno dopo prende 3. Quello che ha 8 in matematica, per prendere 9 si deve fare un mazzo così una settimana. Questo è il concetto del taglio lineare, che poi il governatore se l'è portato in una trasmissione, me l'ha anche... si parla, si dice, si prende tutto quello che diciamo, che scriviamo, è il sunto di quello che abbiamo visto e scritto, insomma, è letto. Per questo è. Allora, serve essere virtuoso quando poi arrivano i tagli lineari che dicono via il 5% a tutti e quando chi non è virtuoso dice va bene, qual è il problema? 5% di mancata virtuosi, di minore dispersione di risorse, insomma si fa. Ma quello che è già all'osso, perché ha il senso del governo, dell'amministrazione. Per parlare di governo e di amministrazione, capire cosa ne pensa prima del Veneto, punto. Lei viene da un'isola, sì, leggermente turistica. No, l'isola nasce a livello turistico ed è stata colonizzata. Non vive di turismo adesso? No. Di cosa vive il Lido? Di terziario. Lido è la spiaggia dei veneziani. Sì. Il turismo di classe, tanto è vero che gli alberghi importanti... Secondo te che Brugnaro vi ha chiuso il buco? Dunque io per andare da casa mia allo studio mio ci passo davanti. Allora, siccome ho letto su Facebook, dicono ma lui ha piastrificato, ha messo... Ragazzi, intanto io mi ricordo che qualcuno ha tagliato gli alberi di notte con i vigili che facevano cordone ed erano di sinistra. Per fortuna li ha piantati e chiesto lui ha piantato gli alberi, adesso dicono che non fossero neanche piccoli, lei ha chiesto mettiamo neanche i grandini. Sì, perché sennò fra 30 anni che avremo l'ombra. Ha messo degli alberi. Ecco, allora sapete qual è l'accusa della sinistra a Venezia? Li ha disposti male. Allora, voi che li avete tagliati all'alba, alle 5 di mattina,
con i verdi, con gli ambientalisti che facevano finta probabilmente perché erano dello stesso partito di coloro. Voi che avete lasciato un buco aperto per 8 anni, come vi permettete di criticare chi sta chiudendo il buco? Magari lo chiuderà come non piace neanche a me, ma tra un buco aperto che è costato 40 milioni di euro, o 50, non me lo ricordo. Quando poi ripartiranno certi alberghi e l'ospedale al mare troverà una soluzione, e magari riparte anche il Nicelli che è andato all'asta. Ricordo che io ricordo, pochi sanno che l'Air Terminal di Venezia è in piazza San Marco vicino all'Aris Bar, quella costruzione finto bianca di marmo, quello era l'Air Terminal perché l'aeroporto di Venezia era il Nicelli del Lido, cioè fino agli anni 30, 40. Considerato uno dei 10 aeroporti più belli del mondo. Dico una curiosità che pochissimi sanno, se ho il tempo, Quello che ha detto non si dice linea aerea. Non è piaciuta quello che ho detto di curiosità? Uno dei 10 aeroporti più belli del mondo? Sì, ma dico di più, quando uno dice linea aerea, lo sa direttore perché si dice linea aerea? Dove è nata la parola linea aerea? No. Allora, se lei va al Nicelli, trova riprodotta... Diciamo per chi ci ascolta il Nicelli, l'aeroporto chiedo del Lido scusa. è il secondo aeroporto di Venezia, nel senso è il primo che nasce, oggi è il secondo, perché quando parliamo di aeroporto parliamo di Tessera. Il primo in Italia è stata la Comina Ed è una storia Pordenone. incredibile perché adesso è stato venduto con l'impegno di chi lo compra, che l'ha comprato, di mantenere la funzione aeroportuale. Poi ci sono anche le officine meccaniche rifatte negli anni 60, ma è tutta una brutta Linea storia. aerea era? Allora, se voi, gli spettatori vanno all'aeroporto Nicelli del Lido, c'è riprodotto dall'epoca un mappamondo, un mondo aperto, no? Piano, con delle linee tratteggiate, tipo Venezia-Vienna, a tratteggio, perché erano i voli charter. Charter, cioè negli anni 30 si diceva vorrei andare a Vienna, guarda l'aereo parte di mercoledì, di venerdì e di sabato mattina. La prima linea sistematica, codificata, cadenzata su quel mappamondo è tratteggiata non a tratti ma a una linea continua. Da lì la parola linea aerea, perché prima era un tratteggio. Da Venezia a dove? Credo Vienna fosse stato, adesso non me lo ricordo, ma basta andare. Allora, la locuzione linea aerea nasce a Venezia, al Lido di Venezia, all'aeroporto Nicelli, perché è stato il primo volo cadenzato, messo in orario con regolarità, perché gli altri negli anni 30 erano ovviamente voli su richiesta, perché non c'era il traffico che giustificasse una linea continua, no? Tutti i giorni. La parola, per esempio, per dire come il Veneto sappia molto spesso anticipare gli eventi, linea aerea è nata a Venezia come per concetto. capire le vostre posizioni politiche. Sì. Il Lido è turistica, punto. Il Lido? È turistico, punto. E dove non è turistico, comunque, adesso si parla del turismo, si usavano molto i voucher per i domenicali. Ah, sì. Ora il caos imprenditori furiosi e abusi in aumento. Si valuta anche l'ipotesi di anticipare la fine dell'operazione, la prima strada e il potenziamento del lavoro ha chiamato. Lei cosa ne pensa? Ma voglio dire, io devo trattenermi a dire quel che penso. Perché no, deve dirlo perché è un politico. Non è possibile, voglio dire, dilettanti allo sbaraglio. Allora, io ho già detto che il voucher era uno strumento giusto nelle mani sbagliate. Il voucher nasce in Germania per la raccolta delle patate, nasce in Italia per la raccolta dell'uva, nasce quando hai, piuttosto che ti mandino gli ispettori del lavoro nei campi a vedere che il figlio, il nipote, lo zio, il nonno aiuta a tagliare l'uva, i cosi d'uva, i grappoli d'uva, è giusto. Davanti alla paura di un referendum che avrebbero rovinosamente perso, dicono da un momento all'altro i voucher non ci sono più. Chi li ha può finire di spenderli, ma non ne comprate più. E noi cosa facciamo? Aspettate che decidiamo un altro strumento. Direttore, lei se domani mattina cosa fa? Chiude l'azienda? Quei lavoratori che fino a ieri mattina avevano uno stipendio, dei contributi e una garanzia assicurativa. E comunque, voglio dire, non erano sotto ricatto perché andavano a voucher per scelta personale loro, perché può anche fare. Vi ricordo che per anni i sindacati sono stati contro il lavoro part-time perché era discriminante, ma uno, se voglio dire una madre di famiglia, una moglie, può anche dire a me star a casa non va, vado a lavorare, lavoro 4 ore, so che guadagno per 4 ore, no, era stato cambiato per sfruttamento. Adesso i voucher non ci sono più, chi se li ha comprati li può usare fino a quando li finisce? Domanda, quei lavoratori che 3 giorni fa, 4 giorni fa andavano a fare un qualche cosa a voucher, cosa fanno oggi? Lavorano in nero?
Sì. Ma è colpa di Veneti o è colpa di quella testina che ha deciso questa cosa qua? Almeno contate fino a 3, date una settimana di tempo. Io scommetto che qualcuno ha fatto provvista di voucher, Sì. perché lo sapeva prima, Sì. perché l'insider trading esiste dovunque, no? Allora, chi sapeva ne ha fatto provvista. Chi è in difficoltà si arrangia e cosa fa? Aspetta il nuovo strumento. Quando arriverà? Quando il governo. Allora è un governo sotto ricatto, è un governo che naviga a vista, è un governo che non può pianificare una politica del lavoro, è un governo che non può pianificare una politica fiscale, è un governo che è destinato a morire. Perché, ripeto, io ho una visione indipendentista, non politica, ma socio-economica. Perché l'Italia... governa meglio di Gentiloni? Zaia è un ottimo amministratore, ma non è un buon politico. Dico una cosa forte, direttore. Governa, cioè, l'ha già detta o le dice? No, la dico adesso. Allora, se io fossi stato il consigliere comunale più giovane d'Italia, se io fossi stato il consigliere provinciale più giovane d'Italia, se io fossi stato il presidente di provincia più giovane d'Italia, se io fossi stato un consigliere regionale più giovane d'Italia, se io fossi stato sottosegretario, Fossi chiamato Matteo? se io fossi stato ministro, se io fossi governatore, Sarei stato uno dei se io fossi redattori del governatore Vangelo. al secondo mandato, io un gesto lo farei, perché io ho visto su Facebook quella politica della Catalogna che è andata in tribunale a raccogliere l'imputazione e i vigili, i soldati hanno fatto il segno militare quando è entrata. Allora i catalani probabilmente hanno un orgoglio superiore del nostro. Zaia è un ottimo amministratore, manca secondo me di coraggio politico. Ha avuto molto dal Veneto, dà qualcosa al Veneto in questo momento e non capisco perché non lo faccia. Allora, con i problemi di trasporto dal Lido, perché mediamente uno che abita al Lido arriva qui quanto ci mette? Allora, posso dire una cosa? Io ho preso il vaporetto delle 4:56 stamattina. Tardi? Tardi, molto. Mi sono alzato alle 3:30. E adesso comincia la mia giornata, perché non è che io sia, voglio dire, non vivo di politica, io vivo del mio mestiere, adesso ho un incontro di lavoro alle 2, poi pomeriggio vado a Mira a volantinare perché abbiamo la campagna elettorale e poi stasera ho degli incontri politici. Questa è la mia... Se gli fa piacere venire... Ognuno si fa del male come vuole. Se gli fa piacere tornare... Ma volentierissimo torno. Riprende alle 4? No, dormo fuori, 4:56. È bello, perché la distanza non è chilometrica, è temporale. È acquatica, perché a Venezia la distanza è acquatica. È acquatica. A Venezia per fare 1,5 chilometri, per fare 3 chilometri ci si impiega 52 minuti. Va bene, grazie allora a voi. A Pierangelo. Tutta una parola? Tutta una parola, sì. Del Zotto, segretario di Veneto nazionale. Qualcuno ha detto, ma come nazionale che il Veneto? Sì, perché il Veneto è la nostra nazione. Di Prima il Veneto, punto. E ci vediamo domani. Arrivederci. Grazie.